cronaca trevigiana sempre più esasperata dai furti dopo i banditi scaraventati dal terrazzo Oderzo a Candelù. Un residente spara 7 colpi di scacciacani in aria per far fuggire i ladri in azione in una casa. La proprietaria è accolta da malore. Ma non è finita, Zero Branco, un finto tecnico dell'acqua e 2 falsi vigili razziano tutto l'oro nelle abitazioni di 2 anziani. Sono distrutti, racconta la figlia. Circondati da degrado, sporcizia e criminalità, lo sfogo di una donna che abita a ridosso delle mura di Treviso e che denuncia lo stato di abbandono della zona. Sempre più gravi le condizioni della 50enne di Resana, travolta da un'auto ieri a Castelfranco, le sue speranze appese a un filo. Anni di vessazioni e botte, era arrivato a colpirla alla testa con una teiera, 47enne arrestato dalla polizia per le violenze sulla moglie. Il progetto del Park Vittoria Treviso subisce un rallentamento ma non viene definitivamente abbandonato. Il sindaco Conte torna sul tanto discusso progetto in centro città. L'opposizione in Consiglio regionale compatta contro l'esercizio provvisorio deciso dalla Giunta regionale. Zaia venga a riferire in aula. Lite a ringa tra Roberto Marcato e Gianantonio D'Arè, il leghisti nell'odor di corsa solitaria sembrava vicino a Liga Veneta Repubblica, ma vecchie ruggini sul congresso regionale del Carroccio fanno esplodere la polemica e bloccano ogni dialogo. Non solo la grande mostra di novembre a Santa Caterina a Treviso tra Picasso e Van Gogh, Marco Goldin porterà a teatro la vita del padre dell'impressionismo, appuntamento al 2026. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Ring, un'ampia pagina di cronaca dunque in primo piano, però c'è subito la politica con un aggiornamento importante che arriva dall'ANSA perché il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha detto si voterà il 23 e 24 di novembre. Lo ha confermato dopo che oggi De Luca non ha firmato il provvedimento necessario per andare al voto il 16 e 17 novembre. Il mancato adempimento ha di fatto aperto la strada alle elezioni la settimana successiva. È tesa a breve la firma del decreto per la Campania e, ha detto De Luca, a margine di un incontro, tra qualche giorno usciranno contemporaneamente i decreti di Campania, del Veneto e della Puglia, le 3 regioni che, dice De Luca, andranno al voto il 23 di novembre. Quindi sembra essere definitivamente questa la data delle elezioni, anche se a dirlo è De Luca, e ci si aspetta che lo dica poi ufficialmente anche il governatore Luca Zaia, ma De Luca dice si voterà il 23 e il 24 di novembre in Campania, e Campania, Veneto e Puglia andranno insieme. Così dice De Luca, staremo a vedere. C'è ovviamente la politica nel sondaggio che rilanciamo, già lanciato nel corso dei nostri telegiornali precedenti. Lo ha quasi promesso Salvini in questi giorni, anche ieri. Ci sarà il candidato del centrodestra a Pontida. Secondo voi davvero ci sarà il candidato a Pontida? 0422 162 6691 per il sì, 0422 162 6690 per il no. Continuate a dire la vostra e l'esito come sempre a Ring. La cronaca in primo piano, una pagina riguardante i furti, ci sono le reazioni, le vedremo fra poco, e poi continuano ovviamente le scorribande anche di chi si finge, ad esempio un tecnico dell'acqua o un vigile urbano. A Zero Branco una coppia di anziani distrutta, lo racconta la figlia, dopo aver perso tutto l'oro. Gli ho detto: guardi signora, qui c'è un odore particolare e quindi è meglio che controlliamo anche la tubatura interna. Sostanzialmente ci sono delle perdite di gas all'interno dell'acqua. È con questa scusa che un finto tecnico dell'acqua ha abbindolato una coppia di anziani residenti in via Alighieri a Zero Branco, riuscendo così ad introdursi in casa loro. Mia mamma li ha fatto entrare in garage, ha spruzzato praticamente una sorta di gas che sapeva appunto odore di gas, e ha detto sostanzialmente a mia mamma: guardi signora, qui è meglio che spegniamo un po' tutto perché poi può saltare per aria tutto. C'era una macchina fuori, una macchina bianca con 2 persone all'interno che aspettavano fuori. Ovviamente qui c'è gas. Questi si sono precipitati dentro. Una parola in codice che ha richiamato altri 2 uomini vestiti in divisa che stavano all'interno di una macchina bianca parcheggiata poco distante dall'abitazione. Simulando scoppietti e continuando ad allertare la signora, intimandola di staccare qualsiasi spina in casa. Gli altri 2, arrivati a dare manforte al truffatore, si sono presentati come un poliziotto e un vigile urbano di Zero Branco. Quando sono entrati in casa hanno cominciato a dire: signora, sa che l'oro si fonde, perciò è meglio tirar
fuori tutto l'oro perché non si sa mai, sai, in quel momento non ti danno neanche la possibilità, mio papà mi diceva che non ti danno neanche la possibilità di pensare perché sono talmente pressanti che alla fine della fiera cioè ti portano dove vogliono. Gli hanno fatto tirare fuori tutto quello che avevano, gli hanno fatto aprire la cassaforte e gli hanno preso tutto quello che c'era in cassaforte, compreso quello che aveva nascosto mia mamma, e continuavano a dirgli se c'era qualcos'altro e anche a spingere, a mettere le mani addosso, e poi sono scappati via. Qualcuno forse è riuscito a prendere nota della targa dell'auto che è scappata ad alta velocità, intanto quello che resta è una grande amarezza. Sono persone che ti sanno manipolare mentalmente, quindi la manipolazione fa sì che tu non hai neanche non hai neanche modo di reagire. Come stanno adesso? Non stanno bene, ma soprattutto il fatto che comunque tu gli abbia da una parte dato e consegnato, magari uno si sente anche in colpa, e poi la rabbia perché come fai ad aggirare due persone di una certa età, ma con che coscienza? E poi c'è chi reagisce. Ieri sera a Candelù di Macerata sono stati esplosi 7 colpi. 7 colpi sparati in aria con una scacciacani da un residente mettono in fuga i 2 ladri che intorno alle 20:30 hanno tentato di entrare in un'abitazione tra via Cesare Battisti e vicolo Cesare Battisti. All'interno della villetta in quel momento c'è la proprietaria 75enne. 2 hanno sforzato il balcone là, che il ragazzo, il figlio della signora, ha detto che pesa 3 quintali. E lei ha sentito un rumore e ha chiamato subito suo figlio che era via. Ha rischiato di trovarseli in casa? Mancava niente. Da lì è partito un tan-tan tra i vicini, qualcuno è accorso a vedere cosa fosse successo, qualcuno invece è passato ai fatti sparando 7 colpi con una scacciacani. Il ragazzo che abita là davanti ha visto 2 correre per di là verso il vigneto, però poi mio figlio ha fatto un giro col fuoristrada, ha fatto un giro e non si è visto nessuno. La 75enne sotto shock è stata accolta da malore. Ha avuto qualche problema perché non si ricordava neanche come si chiamava, lei è andata in tachicardia in pratica. Non è possibile lavorare una vita per costruirsi una casa e poi arrivano i ladri e ti portano via tutto, dicono i residenti esasperati, quell'esasperazione che porta sempre più spesso i cittadini a reagire contro i malviventi. E a proposito di reazioni, si discute da giorni al Colfrancui di Oderzo sulla vicenda del 38enne padre di famiglia che ha scaraventato i ladri giù dal terrazzo per difendere la sua famiglia. È con Lucio Zanato in diretta proprio da Colfrancui. Lucio Zanato, buonasera. Buonasera ai telespettatori di Antena 3, sono con Livio Apetrei, giusto, ho detto sì, giusto, sì, sì. Ecco. Buonasera a tutti. È di professore, fa il camionista e a quest'ora dovrebbe essere a cena perché poi va a letto presto perché domani mattina si comincia prestissimo, però ha voluto essere qui perché vuol dare la sua testimonianza. Primo per dire che non è un eroe, ma che l'ha fatto perché ha una famiglia molto bella qui, siamo a Colfrancui in via Magno, praticamente a ridosso del centro di Oderzo. Insomma, cosa è successo? Praticamente stavamo in letto e come praticamente gli inquilini di sopra si stavano andando via, già erano via, e io ho pensato praticamente che sono loro. Dopo ho sentito un rumore e ho detto: merita mia moglie, si sente qualcosa? Ho detto: sarà quei di sopra. Dopo seconda volta ovviamente sono uscito sulla porta delle scale a vedere se c'era luce, tranne che sono passato sulla cucina e ho visto il primo che ha saltato sul balcone e hanno spostato il stand, e ovviamente su quei momenti là non puoi pensare su altre robe, pensi proprio di salvarti la tua famiglia, insomma, proprio non ho pensato a niente, ho pensato solo dai figli e mia moglie. Però bisogna dire anche una cosa, lei non è proprio, lei ha fatto un po' Sì, quello è vero. Perché bisogna dire che lui ha fatto un po' di sport e soprattutto poi conosce un po' di arti marziali, quindi la cosa importante, ha detto: ho agito subito in terrazzo perché è più stretto il posto. Praticamente perché se mi entravano in cucina, ovviamente essendo in 3 e là avendo più spazio ovviamente era più difficile per me, così praticamente quando io sono uscito fuori lui era già girato per tirare su gli altri 2
e non si aspettava che esco fuori. Quando si è girato, ovviamente, perché magari aveva un coltello, magari aveva una pistola, bisogna reagire subito. Già quando si è girato verso di me l'ho picchiato e dopo praticamente l'ha fatto volare praticamente ha volato. Dopo che altri due non è che hanno scappato, sono saltati sul balcone, mi hanno buttato sul muro, dopo da là ho picchiato secondo e ovviamente ho cercato di volare anche gli altri due, perché se avevo, come ho ripetuto, i figli in casa, mia moglie, ormai ero capace di rischiarmi anche la vita, basta che loro stanno bene, insomma. Però bisogna dire una cosa, lei era anche preparato, quindi bisogna fare un po' di corsi di autodifesa, bisogna essere preparati in questi tempi. Quello sì, guarda, lo consiglio se si capita qualche volta, prima, se uno non ha un po' di allenamento, meglio prima chiamare 112 e dopo magari cercare di aprire una finestra, urlare, che escono i vicini, in maniera che può salvarsi da solo, insomma. Ecco, quindi non azzardarsi se non si è preparati come lei. Meglio di no, perché purtroppo, guarda, questi giorni qua i maledetti, che non posso chiamarli altro, sappiamo bene che purtroppo portano dei coltelli, pistole e guarda, ci sta un attimo a ammazzarti dentro a casa tua, perché insomma per loro non c'è la legge e insomma ti ammazzano, dopo scappano via e basta. E dopo purtroppo io ho detto sempre, piuttosto piangere mia mamma meglio che piangere sua mamma. Perciò diciamo che comunque prima di tutto, non voglio fare i nomi, qualche vicino mi ha raccontato che prima di venire in giardino ho le luci in giardino, le ha preso prima le luci e le ha ascosti in maniera che sia più buio totale. Dopo, prima, quando ho sentito io il colpo, mi ha rotto la porta di entrata e dopo ho detto là che è qualcosa che non va e praticamente sono uscito fuori e posso dire solo questa, grazie a Dio che sono stato a casa. Lucio. Perché se non ero a casa non posso, neanche, non voglio pensare a questa roba qua. Difatti adesso io praticamente non manco mai da casa, sono tutte le sere a casa, perché la mia famiglia deve essere in sicurezza. Lucio, grazie, scusa, aspetta, direi Lucio, che abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. No, volevo chiedergli che effetto gli fa essere diventato l'eroe. Aspetta, ripeti. Allora, salve, buonasera, complimenti insomma, per il suo coraggio. Che effetto le fa essere diventato un eroe un po' in questi giorni? Guarda, buonasera, mi fa piacere. Praticamente io vorrei dire solo che questa qua, perché purtroppo ci sono tante persone che ce l'hanno da paura a abitare proprio sulla propria casa, insomma. Sarebbe meglio che la gente si fa un po' vedere, perché in realtà non è questa qua. I ladri bisogna che sappia di non andare a casa degli altri. Magari io sono stato un esempio. Ecco, quindi essere presenti, magari anche i vicini essere presenti, cioè non chiudersi in casa propria. Sì, praticamente insomma non chiudersi e bisogna che prima o poi deve finire questa roba qua con i ladri, perché purtroppo qua in Italia da noi ci sono un migliaia di questi casi qua e mi dispiace soprattutto anche per gli anziani che sento spesso, che poverini, no, ma al manco quei giovani, magari qualcuno che ha allenamento così, bisogna che si fa vedere, che così magari riusciamo a ridurli un attimo. L'ultima domanda, perché, Lucio, guarda, l'ultima domanda. Con questa occasione qua L'ultima domanda, mi scusi che i tempi sono molto stretti. Non crede però che lei, lo dicevamo, insomma, ha riuscito a reagire, non crede che però magari possa essere un esempio pericoloso per altre persone? Che magari si trovano un bandito che reagisce in modo violento? Sì, ovviamente sì, certo, però praticamente come che insomma io diciamo che ho saputo cosa faccio, perché purtroppo ho detto anche prima, perché hanno dei coltelli, pistole, ti può far male, ti può ammazzare dentro a casa tua, insomma. Però se uno è preparato, ha fatto un corso, magari sa anche come difendersi. Praticamente il mio caso hanno stato poco niente da fare, perché purtroppo non si aspettava che io esco fuori e non la fa neanche in tempo di agire come praticamente.
Quindi capisci, per lui è stato, diciamo così, una reazione a un addestramento che aveva fatto nel corso degli anni. Certo, chiaro. Io ringrazio il signor Livio, grazie anche a te Lucio, poi se vuoi sentirlo anche poi successivamente al di là. Grazie a lei, vorrei... Sì. Aspetta che devo dire ancora una cosa. Anzi, con questa occasione qua vorrei ringraziare anche i carabinieri di Conigliano, che sono stati praticamente in 4 minuti dopo che li ho chiamati, già sono stati qua a casa mia, bravi, complimenti, li ringrazio un'altra volta. A te. Grazie davvero al signor Apetrei, grazie anche a Lucio Zanato. Insomma, i ladri sono avvisati, il signor Apetrei è in casa in queste sere. Questo è un po' anche il messaggio che ha voluto lanciare, la presenza in casa. A Colfrancui di Oderzo ovviamente non si fa che parlare da giorni di questo, abbiamo sentito ieri il sindaco, ovviamente poi c'è la gente. Più che bene. Fai da te, ormai se arrivai a questo punto qua, però non è, il minimo indispensabile, buttarli dove quasi ti trovo su in terrazza. Saluto fa che? È Giorgio Cover, fratello dell'indimenticato sindaco di Oderzo Bepi, a commentare per primo ai nostri microfoni la vicenda del camionista romeno che la sera di giovedì scorso ha scaraventato giù da questa terrazza di via Magno a Colfrancui uno dei 3 ladri che si era trovato davanti. Livio Apetei, 38 anni, in Italia da quasi 20 con moglie e figli, ha dichiarato di non sentirsi un eroe e di aver reagito distinto per salvare la famiglia. Notizia che si è diffusa subito non solo nella frazione ma in tutta la città. Tanti dicono che ha fatto bene, tanto dicono che è esagerato, tanti dicono di tutto, insomma. Però qualche giornale in più è andato venduto con questa notizia. Qualcosa sì. La maggioranza, almeno in Piazza Grande, è con Livio. Perfettamente bene, doveva far peggio ancora. Anzi, doveva buttarli giù tutti e 3. Hai capito com'è il discorso? Ma però non è pericoloso affrontare i ladri? Ma è pericoloso, ma se ti trovi in quel momento là che sono a casa tua, cosa fai? Non pensi neanche? Lei l'avrebbe fatto? Io sì, senza un'ombra di dubbio. Per difendersi probabilmente l'avrei fatto anch'io, avendo le sue forze, diciamo. Perché, sottolineano in tanti, è la corporatura che ha fatto la differenza. È un po' pericoloso per lui, penso, no? No? Lei l'avrebbe fatto? Beh, che varie pensassora, ma un migherino come sono non posso. Paura di farlo, perché anch'io non sono messo forte e robusto. Ma tutti, proprio tutti, condividono l'istinto di difendere la famiglia. Se suo marito si trovava i ladri in casa e li aggrediva, lei cosa avrebbe fatto? Ha detto che li butterebbe giù dal balcone. In casa mi sono preparato i ferri da golf, un iron gliel'avevi dato in testa, solo quello può fermarlo. Gli altri 2 potevano assalirmi e magari la peggio l'avrei avuta io, o no? Così cosa avrei fatto? Quello che ho detto. Ma lei si sente più protetta con un uomo così? Sì, certo, perché è un bel robusto anche. E infine, anche sull'istinto c'è chi commenta con amarezza. In quei momenti lì non si ragiona, quindi l'istinto la prende nel sopravvento sia da una parte che dall'altra, però forse dall'altra sono più scafati e l'istinto loro proprio ce l'hanno solo per colpire. Labile il confine tra la legittima difesa e poi anche la legge, e poi c'è la politica che in questi giorni si è espressa anche su questa vicenda. Sentiamo l'analisi di chi di furti ne conosce anche fin troppi con l'attività di furti in corso. Cristian Demma. Quante volte abbiamo lanciato l'allarme che si sarebbe arrivati a questo punto, e lo siamo arrivati già oggi, figurarsi poi a ottobre-novembre quando ci sarà l'impennata di furti, cosa succederà? Un interrogativo inquietante che rimane aperto. Per Cristian Demma gli episodi che hanno visto cittadini reagire di fronte ai ladri erano prevedibili. Dal caso nello Pitergino del camionista 38enne che ha gettato dal terrazzo uno dei 3 ladri scoperti sul balcone per proteggere la famiglia, a Macerata con gli spari in aria per mettere in fuga i malviventi prima che si introducessero nell'abitazione di una pensionata. Ma per Demma non tutto quello che è accaduto successivamente era così prevedibile. La cosa che mi sbigottisce è, diciamo, in questo momento come venga avvallata da organi ufficiali l'aggressione della persona che ha buttato giù dal terrazzino, no? Nel senso, ci sta che tra 2 persone al bar siamo concordi, ma che lo venga a dire delle amministrazioni ufficiali sono un po' titubante. Il riferimento è alla presa di posizione di alcuni amministratori e politici a sostegno del 38enne
cinquantenne di Colfrancui. Se mi viene detto da primi cittadini, addirittura erano assessori della sicurezza e via dicendo, la cosa cambia fondamentalmente. Perché? Perché sembra quasi un confermare che su queste cose lo Stato ormai ha fallito. Demma si rivolge allora direttamente a questi politici. Perché fino ad oggi non hanno chiesto a Nordio un innalzamento delle pene, un inasprimento delle pene? Cioè, io a Roma ero da solo, me l'ha detto anche il senatore Ostellari, è la prima volta che qualcuno si prende la briga di venire qui a dirmi un po' le cose come stanno. Perché adesso? Lo chiediamo a lei, perché secondo lei adesso questo cambio di rotta? Il caso cosa ha di diverso da tutte le altre centinaia di persone che sono state aggredite in casa? Nulla. Forse adesso che fra un mese e mezzo ci sono le elezioni e quindi questo cambia. Chissà poi se a ottobre saranno della stessa idea. I ladri, degrado e sporcizia anche a Treviso, a 2 passi dal centro, a 2 passi dalle mura, perché il racconto è quello di una residente che si sfoga ai nostri microfoni. L'altro giorno un'altra signora non era estremamente anziana, avrà avuto sulla 50 d'anni e portava in giro un carrello. Urlava, diceva cose strane, mi ha defecato davanti casa. L'ultimo episodio in ordine di tempo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spinto Laura Manzi a scrivere un duro post su Facebook denunciando la situazione che quotidianamente lei e la sua famiglia devono affrontare a ridosso della propria abitazione. Siamo in viale 24 maggio, a 600 metri dalle mura cittadine. Laura, che fino ad un anno fa viveva in centro città, ha deciso con il marito di trasferirsi e di restaurare una villa per trasformarla in una struttura ricettiva. Voglia di aprire una struttura ricettiva e voglia che è sfumata nel momento in cui abbiamo iniziato a vivere qua, perché la situazione, cioè c'è un degrado pazzesco. Il progetto, spiega, è stato archiviato a causa del degrado della zona. Mi buttano la spazzatura dentro il giardino, trovo lattine, trovo bottiglie di birra, ho trovato una siringa. Io non faccio neanche stare mia figlia fuori in giardino. Qui il degrado lo viviamo sistematicamente perché i marciapiedi sono sporchi, non vengono mai puliti. E il verde non ne parliamo, cioè basta girare per le strade, i parchi, c'è l'erba alta più di 1 metro e spazzatura ovunque, non ci sono telecamere. Ho tante volte segnalato al sindaco il fatto che non abbiamo un'illuminazione. Noi per quasi un anno praticamente avevamo un lampione acceso. Poca illuminazione che favorisce i malviventi. Qualche mese fa nella sua abitazione sono entrati i ladri mentre la famiglia era in casa. E non solo a me, anche a chi vive di fianco a me, cioè quindi diciamo che è all'ordine del giorno il fatto che ti entrino in casa. Sono ladri per lo più disorganizzati, quindi non parliamo di bande criminali. Per Laura continuare a vivere qui diventa sempre più difficile. Non si può vivere così, non posso ritrovarmi la microcriminalità e il degrado che trovo nelle grandi città e nelle periferie. Io ho paura di uscire di casa, ma anche di stare dentro casa. Sono tanto demoralizzata, fosse per me venderei. Ho scritto più volte al sindaco, ha detto la signora, sentiamo cosa risponde il sindaco di Treviso. Beh, ovviamente sono dispiaciuto per questi episodi di degrado. È fondamentale però, invece che utilizzare i social network, chiamare subito le forze dell'ordine, perché se interveniamo puntualmente riusciamo anche a educare queste persone, a far capire loro che certi comportamenti non si devono assumere. Se invece prima si va sui social network, poi si chiamano i giornalisti e poi ci si dimentica di chiamare le forze dell'ordine, tutto questo nostro impegno rischia di diventare vano. Quindi andrò a fare un sopralluogo personalmente, ovviamente in via 24 maggio, però l'appello che faccio ai cittadini è che di fronte a situazioni di degrado devono chiamare immediatamente le forze dell'ordine. Solo così riusciamo a intervenire puntualmente nel momento in cui succedono gli episodi. Pochi istanti di pubblicità, c'è ancora molta cronaca, fra poco. Di nuovo in diretta il telegiornale di Treviso, ripartiamo dalla cronaca, restano sempre gravissime e sempre più gravi purtroppo le condizioni della cinquantenne di Resana, travolta da un'auto, una 500 ieri, guidata da una 39enne, ieri mattina in via Giotto a Castelfranco. La cinquantenne, lo ricorderete nel servizio di ieri, stava camminando a bordo strada
quando la donna alla guida del mezzo ha perso il controllo dell'auto pare a causa dell'abbagliamento del sole centrandolo. Le sue condizioni sono gravissime, restano gravissime a causa soprattutto di un profondo trauma cranico. Attualmente in coma farmacologico, la prognosi è ovviamente riservata. A proposito di viabilità, pesanti disagi al traffico lungo la Postumia, sempre a Castelfranco, per il ribaltamento di un camion avvenuto a Castelfranco appunto in tarda mattinata. Come vedete nelle immagini, l'incidente ha costretto la chiusura della strada regionale 53 per lungo tempo, con l'attivazione delle deviazioni previste sul posto, la polizia locale e le squadre di Veneto Strade. Ovviamente le ripercussioni sul traffico ci sono state. Continuano purtroppo le notizie sulle violenze nei confronti delle donne, le mogli, come la moglie di un 47enne marocchino che era arrivato a colpirla alla testa con una teiera, era solo il culmine di queste violenze. Colpita ripetutamente alla testa con una teiera, la donna aveva riportato ferite giudicate guaribili in 8 giorni. Il marito, un cittadino marocchino, era stato arrestato in flagranza di reato. I fatti risalgono ad agosto 2023, ma le violenze sono continuate. Ci sono voluti infatti altri 2 anni affinché il 47enne venisse definitivamente arrestato. È finito dietro le sbarre del carcere di Santa Bona, dove sconterà oltre 2 anni di reclusione. Il processo a suo carico è passato infatti in giudicato con la sentenza di condanna. Il fatto avvenuto nell'agosto del 2023 era solo l'ultimo di una lunga serie di episodi che avevano portato la moglie a denunciare l'uomo per le continue minacce, violenze e vessazioni che si protraevano da anni. Il 47enne, già aggravato da altri precedenti per reati contro la persona, è stato quindi condannato in via definitiva per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni dell'ex coniuge. E sul caso è intervenuta anche la questore Alessandra Simone. L'attività della Polizia di Stato, ha dichiarato, dimostra l'importanza di tenere alta l'attenzione sul fenomeno della violenza di genere, bloccando sul nascere quella triste escalation che spesso dai maltrattamenti si conclude con il femminicidio. Ritorniamo in città, ritorniamo a Treviso e lasciamo la cronaca per tornare a parlare del Park Vittoria, al centro delle polemiche, un Park Vittoria che subisce un rallentamento forte ma non viene definitivamente abbandonato. Lo dice oggi Mario Conte tornando sul progetto più discusso in centro. Abbiamo sempre detto che i tempi della sovrintendenza non corrispondono ai tempi delle necessità della nostra città, quindi noi stavamo già lavorando da tempo anche su un piano B. Quel piano B in questo momento all'inizio era complementare, adesso diventa sostitutivo, ma il Park Vittoria continuerà il suo iter attraverso la sovrintendenza, ma slegate da quello che sono le esigenze immediate della città. Il piano B che diventa dunque quello principale e per il momento il tanto discusso piano del parcheggio interrato in Piazza Vittoria va in congelatore e tornano alla ribalta il Fast Park di Via Foscolo, il Canterane vicino all'ex provincia e la ristrutturazione del pattinodromo. Stiamo dialogando e siamo in fase di definizione con il soggetto privato che ha vinto l'appalto per realizzare altri 2 parcheggi più un altro che realizzeremo come amministrazione comunale, quindi subito una risposta a quello che è il bisogno di parcheggi, ma senza abbandonare l'idea del Park Vittoria, che però ha un iter più lungo, evidentemente più complicato in base a quanto ci viene riferito dalla sovrintendenza. Burocrazia e lungaggini che la città non si può più permettere dunque e che fa ripartire i progetti messi in cantiere da tempo e ora pronti a vedere la luce. Ma non solo, dice il sindaco, pronto ad investire. Adesso libereremo anche delle risorse per intervenire per una riorganizzazione complessiva dei parcheggi per dar risposta sia a coloro che vengono in città per lavorare, sia a coloro che vengono in città per visitarla, ma anche per i residenti, perché abbiamo anche a cuore il tema della residenzialità e uno degli elementi che può attrarre i residenti o soprattutto non farli andare via è quello di garantire loro anche dei posti auto. Una scelta che scatena anche l'opposizione. Stefano Pelloni, capogruppo del PD, afferma che si tratta di 10 anni buttati via. Ora si proceda subito, dice, anche con il parcheggio di Via Dandolo, che è urgente per pendolari e lavoratori. E sul pattinodromo ribadisce che sarebbe stato meglio realizzarlo seminterrato e con verde sovrastante per riqualificare l'area delle mura, che un giorno potrebbe essere patrimonio UNESCO. Le polemiche politiche sul Park Vittoria, le polemiche politiche regionali sull'esercizio provvisorio varato dalla Giunta regionale. Oggi tutti i capigruppo dell'opposizione all'attacco. Zaia venga a riferire in aula.
L'atteggiamento di Zaia di obbligarci all'esercizio provvisorio perché si deve votare nell'ultimo giorno possibile, perché lui deve essere governatore fino all'ultimo giorno possibile, è una scelta politica che noi giudichiamo irresponsabile. Chiediamo al Presidente Zaia di venire in aula e giustificare questa scelta irresponsabile di fronte al suo Consiglio regionale e al Veneto. I rappresentanti dei gruppi consigliari di opposizione sono intervenuti da Palazzo Ferrofini per chiedere al Presidente Zaia di riferire in aula sulla scelta di ricorrere all'esercizio provvisorio, decidendo di far votare i cittadini veneti nell'ultima finestra consentita dalla legge. Assenteista totale, ma soprattutto si sottrae al dibattito. Questa è la cosa che a noi preme, cioè non avere la possibilità di discutere, di confrontarsi, magari anche di arrivare a delle sintesi. Questo non è mai stato fatto in questo Consiglio e secondo me è estremamente grave. Ma questo è grave dal mio punto di vista perché vuole screditare l'istituzione. Evidentemente lui si ritiene superiore all'istituzione stessa. È una eredità pesante quella che lascia il Presidente Zaia al Veneto, ai cittadini e alle cittadine del Veneto, perché non si potranno fare tantissime cose che in tempi normali, di bilancio normale, si potrebbero e si possono fare, anzi sarebbe doveroso, come in Liguria e le altre regioni che sono andate appunto al voto nel 2024 hanno provveduto a fare un bilancio per il 2025, quindi dando la possibilità a chi è venuto dopo di poter decidere esattamente quello che voleva, come voleva. Questa cosa non la si vuole fare per, avvelenare i pozzi per quelli che verranno dopo. Si poteva evitare un esercizio provvisorio, poteva evitarlo perché in questa maniera ingessa il Consiglio regionale e non risponde ai bisogni dei cittadini. Faccio alcuni esempi. Avevamo bisogno di fondi sulla casa pubblica, grande emergenza, 8.000 persone in lista d'attesa e questa cosa non è stata fatta e non si riuscirà a fare con l'esercizio provvisorio. E 2, le borse di studio degli studenti universitari che non abbiamo pagato nemmeno nel 2024. Con l'esercizio provvisorio rischiamo non solo di non pagarle, ma proprio di pagarle eventualmente in un estremo ritardo e le persone lasceranno l'università. Ecco, la scelta politica che il Presidente Zaia e la sua maggioranza ha fatto è una scelta irresponsabile perché blocca il Consiglio, non dà risposte ai cittadini e questo lo si è fatto per una pura scelta personale e politica, cioè piegare le istituzioni al proprio destino personale. Chiudere un'era così è veramente inglorioso. Zaia sta uscendo di scena da questi suoi 15 anni di governo del Veneto in maniera irresponsabile, ma nello stesso tempo coerente con quello che ha fatto fino adesso. Poco presente in Consiglio regionale, praticamente il presidente più assenteista d'Italia, e poco presente anche con le minoranze che non hanno mai avuto la possibilità di confrontarsi con lui. Io mi auguro che gli elettori finalmente si rendano conto e che ci sia veramente un'ondata di novità. Un durissimo attacco quello dell'opposizione in Consiglio regionale, ma le fibrillazioni sono anche tutte interne al centrodestra, lo sappiamo, e non solo tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Lite in diretta ieri sera a Ring tra Roberto Marcato e Gianantonio Darè. L'assessore leghista, scontento del Carroccio, lo sappiamo, e in odor di corsa solitaria, sembrava questi giorni, questa settimana, essere vicino alla lista Liga Veneta Repubblica di Darè, ma le vecchie ruggini sul congresso regionale del Carroccio di 2 anni fa hanno fatto riesplodere la polemica e di fatto bloccare il dialogo. Guardate. Tony ha detto una cosa grave, su cui io non intendo sorvolare, ma ha detto una cosa grave per cui mi ero leggermente riavvicinato a lui con questa roba che ha detto. Ritorniamo lontani come era prima, non voglio niente a che fare con lui. Le nostre strade sono divise e saranno divise per sempre. Il banco salta in diretta a sorprese, così un eventuale accordo che avrebbe potuto essere clamoroso. Cronaca di uno psicodramma politico che si consuma in pochi istanti sul tavolo di Ring. Attori: Gianantonio Darè, guida di Lega Veneta Repubblica, pronto a raccogliere per le regionali tutti gli scontenti del Carroccio, e Roberto Marcato, che scontento lo è da tempo e sembra vicino a Darè. Lo confermano i toni sornioni di inizio trasmissione. Riavvolgiamo il nastro di pochi minuti. Lei accoglierebbe col tappeto rosso Marcato, un Marcato eventualmente respinto dalla Lega, diciamo non candidato dalla Lega, mettiamola così. Col tappeto verde. Col tappeto verde, giusto, ha ragione. Sì, mi permetta la puntualizzazione. Poi i sorrisi si spengono e va in scena lo scontro in diretta. Galeotto e l'accenno a una ferita mai rimarginata.
Congresso regionale Lega 2023, Marcato che lancia la candidatura opposta ad Alberto Stefani, ma si scontra con quella amatrice trevigiana di Franco Manzato e dopo settimane di altissima tensione ritira la candidatura con parole molto dure. È un punto di svolta nella storia di Marcato e gli strascichi si fanno sentire ancora adesso, la valanga è immediata. Quando ci si candida si va in guerra sempre. Io sono sempre andato e ci vado anche in questo frangente. Cioè non doveva ritirare la candidatura, doveva andare avanti. Esatto, allora se ti candidi vai avanti. Lei qua disse, ho trovato. Ma scusate, il candidato trevigiano che hanno proposto loro. Loro. Chi è che se l'ha inventato? Chi è che se l'ha inventato? Non se l'ha inventato Tony Darè, se l'ha inventato un certo Paolo Robo, dove che tu sei andato a parlare per primo e quindi gli affari vostri gestiteli tra di voi. Lui aveva anche detto, me lo ricordo bene una volta da voi, ha detto vedrete. E non mi sbaglio, che Marcato si è tolto dalla candidatura perché gli hanno promesso il seggio a Bruxelles. Chi gli ha detto? Tu l'hai detto, tu. Quando? No, Antena 3. No, caro sì, anche a Rete Veneto. Caro bello, ti sei ritirato perché non avevi neanche le firme per l'appoggio di candidatura. Questa è la verità, caro Roberto Marcato. Ma cosa si deve dire? Tant'è vero che Manzato ti ha proposto noi ti davamo le lì. Ma cosa stai dicendo? Ma questa è una puttanata di portata colossale. Tony, non avevi le firme di appoggio di candidatura. Io al posto tuo manterrei un contegno e metterei la pietra sopra perché sai come sono andate le cose. Lo sai benissimo che si è tolto dalla candidatura perché un tale presidente di regione che si chiamava gli hanno promesso il seggio a Bruxelles. Mi risponde a non questa. mi pare che sia a Bruxelles. Visto che hai detto sta cosa qua che è una bugia, con me lasciami pure perdere. Sono abituato a parlare con persone di parola. Mi sento di dire che non troverete una strada comune, né potrebbe essere lei il candidato governatore della Liga Veneta. No, il bugiardo sei tu, perché le firme non le avevi. Quindi anche se lei va da solo, perché la Lega non la dovesse ricandidare, mettiamo così. Stasera no, assolutamente. Con lui non parlo più, basta. Fine di un ravvicinamento che per ammissione dello stesso Marcato era in ballo. In ogni caso l'assessore campione di preferenze ribadisce che in un modo o nell'altro in corsa ci sarà. Se non sarò della partita è perché la Lega ha deciso di rinunciare al sottoscritto. A quel punto là io molto serenamente faccio una corsa. Però molti pensavamo potesse esserci una corsa insieme a Tony Darè, quella lista da stasera immagino. Questa è la politica, lasciamo lo scontro politico e guardiamo all'arte con Marco Goldin che ha presentato il suo nuovo spettacolo teatrale che celebrerà i 100 anni dalla morte del padre dell'impressionismo, Monet. Sul palco questa volta Marco Goldin sarà accompagnato da Remo Ansovino al pianoforte e da Daniela Savoldi alla voce e al violoncello, artisti che saranno su due pedane sopraelevate circondati da LED wall luminosi dove scorreranno testi, immagini, quadri e foto del grande maestro Claude Monet, scomparso a 86 anni il 5 dicembre 1926, a cui è dedicato lo spettacolo. E al centro Goldin racconterà storie, episodi di una vita dedicata all'arte e al colore. Una volta era talmente preso da quello che stava dipingendo, non si è accorto che stava arrivando l'ora della marea, lui si era fatto calare con delle funi in basso dalla scogliera fino al livello di queste spiagge con il ghiaino, no, che ci sono in Normandia, e lui non si è accorto, è arrivata la marea e ha travolto tutto, è riuscito ad ancorarsi ad una roccia, ha perso i quadri, le altre tele che aveva, i pennelli, il cavalletto, e per fortuna che da sopra sono riusciti a tirarlo su con le corde e una carrucola, perché altrimenti sarebbe finito in mare anche lui. Credo che sia una cosa molto divertente, che però ci dice veramente l'ossessione di Monet proprio per dipingere in mezzo alla natura e il dimenticarsi di tutto mentre stava dipingendo. Poesia e tecnologia per regalare emozioni, ma utilizzando l'intelligenza artificiale con grande parsimonia. Non mi piace questa sovrapposizione rispetto alla verità e alla realtà, è solo una presenza che ci accompagnerà come una specie di talismano.
mano. Sul palco Goldin e Monet, attraverso 6 scene, dialogheranno sui temi della vita, dell'arte e della pittura, intersecando esperienze, luoghi e desideri attraverso le suggestioni musicali del maestro Anzovino. Il fatto che a livello di scenografia noi saremo su queste 2 postazioni mobili, quindi saremo invisibili e visibili attraverso delle macchine rotanti, io penso che darà una sensazione alla musica anche quasi un po' come se fossi all'opera, cioè dove all'opera capita appunto sempre che tu non sai da dove proviene la musica, e questo può diventare un gioco a livello di meccanismo teatrale molto interessante. Sono molto felice di scrivere musica di questo spettacolo. Lo spettacolo avrà la sua prima nell'ottobre 2026 al Manzoni di Milano, poi arriverà anche nel Veneto con tappa a Treviso dopo metà novembre. Uno sforzo produttivo sostenuto da Centro Marca Banca per realizzare un evento che spesso si vede solo all'estero. Centro Marca Banca è una banca di comunità, la nostra mission è sostenere le persone, le famiglie, le imprese, ma anche e soprattutto promuovere la crescita sociale e culturale, perché siamo convinti che non possa esserci crescita, sviluppo economico senza la bellezza dell'arte, della cultura e della partecipazione a questo tipo di eventi. Adesso la pagina del Bellunese. Una pagina che si apre con una storia terribile, la storia del 26enne di origini brasiliane che abusava della figlia di 5 anni, diffondeva i video in siti pedopornografici. Abusi, violenza sessuale nei confronti della figlia di appena 5 anni, usata anche per realizzare del materiale pedopornografico. Inoltre, detenzione di altro materiale con protagonisti ancora piccoli minori. Sono le accuse mosse dalla procura nei confronti di un 26enne residente nel Bellunese, domiciliato a Venezia ma brasiliano di origine. Un'indagine portata avanti grazie alla segnalazione di un'organizzazione che, insospettita da alcune chat, ha denunciato i materiali alla Polizia Postale del Veneto. Indagini che hanno stretto il cerchio intorno al 26enne arrestato domenica scorsa. A quanto emerge, nell'agosto 2025 l'uomo aveva effettuato degli accessi sulla piattaforma Snapchat e da lì la Postale ha accertato la condivisione di 3 video e 4 immagini con una bambina piccolissima. Una volta rintracciato, aveva inizialmente detto che la bimba era una nipote. Sul cellulare invece erano presenti altre 4 video e una decina di immagini che documentano ulteriori abusi. La bambina e la moglie ora sono accudite in una struttura protetta. Ora parliamo della spesa, la spesa dei bellunesi, con una situazione sempre più critica dell'inflazione. L'Istat ha reso noto i dati territoriali di agosto, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città che quest'estate sono più rincarate in termini di aumento del costo della vita. In testa alla graduatoria c'è Bolzano e terza c'è Belluno, che con un più 2,5% ha una spesa supplementare pari a 652 euro annui per una famiglia tipo. Ci sono poi delle altre spese che riguardano invece i progetti per Cortina d'Ampezzo, e c'è un progetto in particolare che non trova pace, il progetto dell'impianto di Apollonio Socrepes, e un impianto che vede una pioggia di ricorsi e denunce. Residenti e proprietari di case del villaggio storico di Lacedel di Cortina d'Ampezzo, posizionato nell'immediata vicinanza della stazione d'arrivo della cabinovia Apollonio Socrepes, progettata in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, hanno depositato un esposto presso la Procura della Repubblica di Belluno, ipotizzando responsabilità penali per disastro e frana colposa, oltre a violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. I presentatori avevano già depositato 3 ricorsi al TAR del Lazio, anche a riguardo dei rischi idrogeologici relativi alla costruzione della cabinovia olimpica e alla sovrapposizione dei cantieri, la cui udienza avrà luogo il 29 ottobre 2025, ma hanno presentato questa denuncia perché tra il 29 e il 30 agosto si è verificata una frana di oltre 30 metri di lunghezza su un versante posto in località Socrepes a monte dell'abitato di Lacedel. Frattura poi allungatasi fino a oltre 40 metri, con un abbassamento superiore ai 50 cm del terreno e a deformazione del muro di contenimento di cemento armato del cantiere adiacente a quello della stazione di arrivo della cabinovia. Da Simico si risponde che il cantiere è relativo all'impianto di Apollonio Socrepes, opera pubblica di preminente interesse nazionale come stabilito dalla legge, insiste su aree distinte da quelle in cui sono in corso interventi di natura privata,
come lo ski bar Ria de Saco e la cabinovia Lacedel Socrepes. Nelle aree interessate si è verificato un allentamento superficiale del terreno, che secondo la società è assolutamente gestibile nell'ambito delle ordinarie attività di cantiere. In ottemperanza al decreto di compatibilità ambientale della Regione Veneto, Simico dichiara infatti di aver svolto un'ampia campagna di indagini geognostiche ante opera, i cui risultati sono stati trasmessi ai competenti uffici regionali, a garanzia della sicurezza dei luoghi e delle persone. A seguito dei sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi con esperti nazionali della materia, sono stati comunque previsti interventi di drenaggio delle acque dovute alle recenti precipitazioni e un ulteriore piano di monitoraggio per garantire la regolare prosecuzione dei lavori. E non c'è pace nemmeno per la Marmolada, l'ultimo episodio di pericoloso, folle turismo cafone immortalato dai geografi dell'Università di Padova. Giù veloce facendo slalom tra i turisti che camminano sulla Marmolada, caschetto, protezioni, l'escursionista scende il sentiero destreggiandosi su un monociclo elettrico. L'ultimo episodio di turismo pericoloso in montagna non è passato inosservato ad un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Geografia dell'Università di Padova che era ad alta quota sulla Marmolada per la campagna di misurazione glaciologica. Noi eravamo a piedi e ci ha in qualche modo intercettato, ma si è fermato, insomma, ha parlato con noi, poi è sceso ovviamente con tutte le precauzioni del caso, ma molto velocemente su una pista che peraltro è una pista, diciamo, a servizio della pista da sci. Una raffica di visualizzazioni per il video che immortala una bravata o forse una visione di quello che potrebbe essere il futuro del turismo sulle nostre montagne. È questo l'interrogativo che si sono posti i ricercatori padovani. Il tema della sicurezza è un tema importante, soprattutto perché ovviamente abbiamo i dati del soccorso alpino che ci dicono che c'è un aumento esponenziale delle chiamate appunto per andare a soccorrere persone che non sono attrezzate ma soprattutto educate e alfabetizzate all'ambiente di alta montagna. Dalle passeggiate in montagna con le ciabatte, quest'estate il tema dell'overtourism sprovveduto ad alta quota ha fatto discutere più di quelle che sono le preoccupanti condizioni dei ghiacciai e delle montagne. Questa è la riflessione del professor Varotto. Questa è una situazione che è abbastanza paradossale, perché da un lato fa colpo e fa notizia un monoruota che arriva sul ghiacciaio della Marmolada e forse non fa più notizia invece vedere ruspe, vedere caterpillar, vedere gatti delle nevi che si muovono ovviamente sul fronte del ghiacciaio per assicurare l'innevamento artificiale, quindi quale dei due mezzi è fuori luogo in quell'ambiente? C'è da interrogarsi insomma su questo. Le condizioni dei ghiacciai vengono monitorate da anni dagli esperti dell'Università di Padova e il segno del cambiamento climatico è purtroppo inesorabile sulla Marmolada, una colpa che però non è solo di chi sfreccia con un monociclo ad alta quota. Soffrono per causa nostra, possiamo dire così, quindi non dobbiamo mai perdere la connessione tra ciò che sta accadendo ai ghiacciai e alle alte quote con tutto ciò che pur lontano dai ghiacciai sta generando questo tipo di processi e di fenomeni. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito e arrivederci.